Bene, andiamo a stimolare i quattro nervi craniali, quelli che amministrano la parte parasimpatica del nostro sistema nervoso, ovvero quella che dovrebbe rilassare il nostro corpo, perché è importante questo, perché nelle problematiche croniche di sistemi nervosi ipersensibili, il nostro sistema nervoso autonomo è principalmente switchato verso la parte simpatica, quella rossa, quella dell'evasione, quella che vuole scappare da una preda, da un qualcosa, o da un predatore. Quindi cosa facciamo con questo esercizio? Andiamo a stimolare il nervo principalmente craniale numero 4, il craniale 7, il craniale 9 e il craniale 10. Come vedi in questa diapositiva, usiamo gli occhi nel 4, il facciale nel 7, il faringeo nel 9 e il nervo vago attraverso l'humming, il numero 10. E ti faccio vedere anche nella diapositiva numero 2 dove partono questi nervi, che partono dalla parte craniale del mesoencefalo, brainstem in inglese. Tutti questi nervi vanno principalmente a usare il nostro viso e la parte interna della nostra gola, ok? Quindi ti dico già che l'esercizio che faremo è molto strano, sia a vedersi che da farsi, e sembra da pazzi, ma non ci interessa a noi, l'importante è che dà il risultato che vogliamo, ovvero quello di rilassamento, quello di riportare il sistema in una modalità di reset per un periodo. Ovviamente questo esercizio deve essere fatto in supporto a tutto un percorso che facciamo già in Neurobalance, percorso diciamo, psicologico, cognitivo e educativo. Ovviamente c'è tutto il movimento fisico, la meditazione, questo è di supporto. Idealmente farlo una, due, tre volte al giorno, prenderà 5-10 minuti massimo e lo facciamo assieme adesso, così vediamo insomma come funziona il tutto. Nella diapositiva numero 3, infatti, questo è l'esercizio che faremo, esercizio para power, para da parasimpatico. Il numero 0 gireremo gli occhi in una modalità che ti farò vedere e quella parte verde andremo a farla in successione per poi deglutire alla fine, deglutisci il numero 9, il nervo numero 9. Quindi, senza perdere troppo tempo, andiamo direttamente all'esercizio. Il primo esercizio è quello che usa gli occhi e il nostro dito. Il dito semplicemente ci dà una direzione. L'importante è che qua stiamo usando la parte, il nervo craniale numero 4. L'esercizio è l'esercizio H, ovvero faremo con il nostro dito una parte H, la lettera H, quindi la metà, la faremo con il dito destro e l'altra metà col dito sinistro, ok? Quindi se idealmente visualizzi un H, vedi che la parte, diciamo, destra dell'H la potremmo fare con semplicemente una lineetta verticale e una che va verso sinistra o verso destra. L'importante è fare questa H attraverso appunto i nostri occhi e il nostro dito. La nostra faccia non si muovono solo gli occhi. Ok? Quindi facciamo questa H con il dito destro in principale. Quindi iniziamo dal centro di questa H, andiamo su e andiamo giù. Ovviamente respiriamo sempre e facciamo la linea, quella in orizzontale. Ok? Adesso usiamo l'altra parte della H, quella dito sinistro. Iniziamo a respirare normalmente, sempre naso. Andiamo su, il mio viso non si muove, andiamo giù, finiamo la parte verticale e andiamo su quella orizzontale. Sinistra e destra. Ok? Cerchiamo di non muovere il viso, sempre guardandolo dritta alla punta del dito. Ovviamente questa cosa si dovrebbe fare, questo esercizio si dovrebbe fare da sdraiato o da seduto, ok? Non in modalità alzata. Poi andiamo sul secondo esercizio. Alza le sopracciglia e apri gli occhi. Quindi è questo, ok?
Alza le sopracciglia, apri gli occhi. A questo punto facciamo un big sorriso, un super sorriso, denti aperti, ok? Andiamo a fare un humming. E giriamo la testa verso destra e verso sinistra, sempre facendo, sempre alzando le sopracciglia, super sorriso, humming. Lo so che sembra una roba da pazzi, ma funziona. E andiamo adesso a mettere l'ultima parte, è quella della lingua che tocca il palato, quindi è il numero 12, il craniale 12. E lingua che tocca il palato, cioè la punta della lingua tocca il palato e rimane lì. Quindi ovviamente questo 1, 2, 3, 4 e 5 si dovrebbero fare assieme, quindi alziamo le sopracciglia, apriamo gli occhi, super sorriso, humming, lingua sopra il palato. Mm. Ok, adesso a destra e a sinistra, ok? Facciamo una deglutizione, magari anche un'altra. Prendiamo un respiro profondo, facciamo un'altra pausa di qualche secondo, rifacciamo questo ciclo insieme adesso perché l'abbiamo fatto una volta, sai più o meno come funziona. Quindi giriamo gli occhi e dito, quindi il primo esercizio, il numero 0, guardiamo sempre nella punta del dito, non muoviamo la nostra faccia, muoviamo solo gli occhi, ok? Andiamo su e giù. Riportiamoci al centro, facciamo la parte centrale, quindi dell'H. Ok, questa è metà H, facciamola con l'altro dito. Quindi partiamo sempre guardando lì, non muoviamo la testa, muoviamo solo gli occhi, parte sopra, parte sotto, verticale. E andiamo adesso a fare la parte orizzontale senza muovere la testa, cercando di respirare dal naso sempre, ok? Quindi una sorta di X e X, più questo, non è tanto l'H, ma facciamo una X, ok? Adesso andiamo a fare l'altro esercizio, queste tutte insieme, quindi alziamo le sopracciglia, apriamo gli occhi, super sorriso, humming, gira a destra e a sinistra e lingua col palato. Quindi alziamo le sopracciglia, apriamo gli occhi, super sorriso, humming, gira a destra, lingua al palato, andiamo avanti. Deglutisci. Mm. E nota come ti senti. Fai questo esercizio per almeno 2 o 3 volte, ok? Ne abbiamo fatto 2 cicli, facciamoli 4 cicli e ci fermiamo. Noterai un differente modo in cui stai reagendo col corpo, con l'ambiente, ok? Ti sentirai probabilmente più rilassato, idealmente, ok? Questa è una stimolazione che deve essere fatta costantemente, tutti i giorni. Costantemente cosa vuol dire? 1 o 2 volte al giorno, non vuol dire che se ne fai 50 di questi esercizi ti danno più risultato, pensa sempre che stiamo usando la nostra neuroplasticità del cervello. Quindi impara a usare la costanza più che la perfezione, ok? Questo non è un esercizio che deve essere perfetto per agire sul tuo sistema nervoso, ok? Quindi questo è l'esercizio Parapower, metterlo insieme a tutto quello che hai visto su Neurobalance, se sei all'interno di Neurobalance, e se non sei ancora all'interno di Neurobalance puoi candidarti e vai sul mio sito web per farlo. Se sei all'interno di Neurobalance, continua con il resto degli esercizi, scrittura espressiva, meditazione, movimento e soprattutto impara a volerti bene, perché non è un qualcosa che devi fare come un soldato, ok? Non è che se più fai e più raggiungi, ok? L'importante è la costanza e non la perfezione.
Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video, spero che questo video ti ha dato un po' di rilassamento, è normale sentirsi un po' strani adesso nella parte della testa, magari con un leggero mal di testa, normale, normalissimo, non è un qualcosa che si fa nella nostra normale vita, ok? Niente, scrivimi nei commenti se stai vedendo questo video su YouTube, altrimenti ci vediamo nella nostra sessione personalizzata. A presto, alla prossima. Ciao.